I diritti sociali nel futuro dell'Unione Europea è stato questo il filo conduttore dell'incontro promosso ieri a Nuoro nel cortile del Museo del Costume dal centro Europe Direct del Comune di Nuoro e inserito nel programma della Summer School sul futuro dei diritti umani in Europa, un evento formativo ideato e organizzato dal Consorzio Universitario Nuorese insieme al Dipartimento di Giurisprudenza dell'Università di Sassari, un dialogo con i cittadini che a maggio saranno chiamati a eleggere il nuovo Parlamento Europeo. L'evento è stato coordinato da Salvatore Boedo, responsabile del centro Europe Direct di Nuoro, e ha visto nella prima sessione un dibattito a 360 gradi sulla situazione dell'Unione Europea, partendo dall'attualità rappresentata dall'emergenza migranti, ma anche analizzando le opportunità che l'Europa offre ai propri cittadini. Un dialogo moderato da Antonio Di Rosa, direttore del quotidiano La Nuova Sardegna, che ha visto la partecipazione di Andrea Sud, sindaco di Nuoro, Fabrizio Spada, responsabile delle relazioni istituzionali, ufficio del Parlamento Europeo in Italia, Sebastian Coca, assessore comunale alle politiche europee. Nella seconda parte c'è stato il confronto tra Valeria Romagna, assessore comunale ai servizi sociali, Fabrizio Spada e Antonello Chiesa, responsabile del centro Europe Direct Sardegna. Nelle 2 ore di dibattito i temi europei sono stati sviscerati e analizzati da diversi punti di vista. È emerso un quadro dell'Europa diverso da quello fotografato dalla cronaca, che ritrae un organismo che sembra si debba occupare solo di migrazione o rappresenti un freno allo sviluppo economico e sociale dei suoi cittadini. L'Unione Europea invece è molto altro, dai fondi che mette a disposizione per lo sviluppo economico e culturale delle regioni e dei comuni, ai programmi di istruzione come Erasmus, a quelli sulla ricerca. Certo c'è ancora molto da fare, soprattutto sul piano della comunicazione, per far capire ai cittadini che senza la creazione delle comunità europee negli anni 50, le guerre che avevano caratterizzato il vecchio continente nella prima metà del Novecento sarebbero state una realtà. E senza un rallentamento delle politiche anti-europeiste, l'incubo di un'implosione dell'Unione in stile Jugoslavia non è solo un'ipotesi di fantapolitica, ma un incubo che incombe sul futuro dell'Europa.